Buongiorno. Buongiorno. Dovrei io applaudire voi, non voi me. Esatto. No, soprattutto perché di sabato mattina dedicarsi con tanto impegno a queste attività non è da tutti. Invece che i giovani si schiantano lungo i prati nelle strade perché non si interessano più di nulla, forse varrebbe la pena di dar spazio a queste iniziative. Il problema qual è? Il problema è che ormai non fa più notizia. Mi sentite? Sì. Ah, devo parlare, pensavo ci fosse una domanda. Per il momento no. No, ma io faccio i complimenti a tutti, ai coordinatori, a tutti quelli che hanno lavorato. Penso sia un'iniziativa unica nel suo genere. Mi complimento anche con chi poi ha deciso di iscriversi. Non se ne ho letto male, 12 ragazzi e 12 ragazze e 14 ragazzi, se non ricordo male, l'avevo letto da qualche parte. E dico che è sempre più necessaria questa volontà di portare avanti un profilo che sia meramente amministrativo. Chi mi conosce sa che alla domanda, magari quando mi chiedono ma lei si occuperà della segreteria della Lega, di altre robe, dico sempre attenzione perché il futuro della politica è la divisione delle cariche in politica. Io sono fortemente convinto che il cittadino ci sta già dando delle indicazioni, anche se molte non le vedo, no? Che sia quello di dividere chiaramente le carriere. E per dividere le carriere vuol dire che il cittadino pretenderà giustamente sempre più da noi legalità, ma anche, ricordiamolo fino in fondo, preparazione. Io ho visto un po' i vostri programmi. I giovani della Lega sanno benissimo che quando vado a incontrarli parlo sempre della necessità che ci sia legalità, che ci sia correttezza nel comportamento, che ci sia legittimità nell'azione amministrativa, che non sono questioni d'accordo. Si va in galera molto spesso perché si è pasticcioni. Non serve essere dei delinquenti per andare a fidarsi in mezzo ai casini, questo vorrei ricordarlo. E quindi capire che nelle pubbliche amministrazioni, mi fa piacere che abbiate parlato della sanità, dei rapporti negli appalti, del marketing, del ruolo della leadership. Io direi da un lato che noi interpretiamo fino in fondo il contratto sociale, che non è altro quello che diceva Rousseau, cioè noi rappresentiamo i cittadini che ci hanno eletto. Dall'altro capire che agli amministratori viene affidata un'azienda che è la pubblica amministrazione che deve essere gestita nel migliore dei modi. E quindi affidarsi a progetti di legalità significa affidarsi a professionisti che abbiano coscienza del fatto, ad esempio, che siano rispettate per bene le leggi, con le pacche sulle spalle non si fanno le delibere le gare, con i pranzi ai ristoranti o nelle sedi non deputate alla pubblica amministrazione non si concludono gli affari. Bisogna controllare tutto perché tutto sia in ordine. Questo è quello che vuole il cittadino e penso che questa sia la filosofia. A me preoccupa il fatto che ci siano tanti aspiranti amministratori, lo sono stato anch'io, io ho iniziato a fare l'amministratore a 25 anni, che pensano che tutto sia facile. Anche andare a amministrare un piccolissimo comune non significa che tu non debba sapere la differenza tra una delibera di giunta e una delibera di consiglio. E non vuol dire essere burocrati, vuol dire anche capire che quando tu fai qualcosa devi garantire ad esempio la trasparenza rispetto alle offerte pubbliche, il fatto che tutti siano coinvolti, il fatto che a volte si banalizzano alcuni fatti amministrativi che poi diventano grandi guai. Ad esempio c'è un tema che spesso non si tocca nella pubblica amministrazione, che è quello del danno erariale. È un tema che spesso non si tocca, però ad esempio nella mia giunta quando qualcuno vota contro o si astiene pretendo che venga messa a verbale la motivazione. Prima di tutto perché io potrei non essere a conoscenza di qualche informazione che ha chi vota contro o chi si astiene. Dall'altro ci sono anche dei profili che vedono sempre più attenta alla Corte dei Conti rispetto ai danni erariali. Quindi bisogna sempre fare in modo che le delibere siano condivise, che siano unanimità, e che ci sia comunque una preparazione tecnico-giuridica che noi dobbiamo delegare in toto ai tecnici. Ultimo aspetto, se posso dare un ultimo consiglio. L'amministrazione è fatta di due grandi componenti. L'amministratore parapolitico, che deve comunque fare l'amministratore e occuparsi meno del partito, in senso generale lo dico, e il tecnico, cioè la macrostruttura.
lasciamo fare i tecnici il loro lavoro. Le delibere, se le guardate, comunque tutti i provvedimenti amministrativi hanno delle firme, le firme non sono messe a caso, perché questi debbono rispondere. Spesso vedo amministratori che confondono i ruoli rispetto al loro segretario di giunta, al loro segretario comunale, al loro dirigente. Alla fine i magistrati, se hanno una contestazione da fare, la fanno su questo modo. Quindi direi impariamo tutti a rispettare i ruoli anche all'interno delle pubbliche amministrazioni. Sono notizie, penso che ne abbia vista una in questi giorni, cioè l'amministratore che manda un messaggio al vigile e gli dico fai meno multe, e quello è già una cosa non lecita, poco estetica da sostenere, perché comunque il vigile potrebbe dire pensa a fare il tuo lavoro, e poi questi sono diventati avvisi di garanzia tra l'altro nelle ultime giornate da qualche parte in qualche amministrazione. Io non aggiungo altro, dico che i cittadini si aspettano molto da noi e noi lo stiamo già facendo con questa scuola. Spero per il mio partito, l'ho detto anche al ministro Maroni in un ultimo incontro, che è lunedì scorso, penso che al di là dei grandi proseliti, delle grandi idee, di stiamo al Parlamento, non stiamo al Parlamento, di altre storie, la vera partita per la Lega è avere una classe dirigente che sia degna di questo nome, che abbia un profilo formativo, che sia misurato questo profilo e quindi che uno partecipa alle frattocchie della situazione o alla scuola quadri, e quindi il progetto nostro fatto con Bocconi abbia un titolo, quindi abbia un attestato di partecipazione, e solo allora avrà titolo a candidarsi da qualche parte. Guardate che questo è strategico, perché noi nel nostro partito i danni più grandi li abbiamo avuti dagli incompetenti, basta leggere i giornali tutti i giorni. Grazie e buon lavoro. Presidente, ti rubiamo solo 2 secondi, intanto ti dico che c'è anche Vittorino Cenci qui vicino assieme a noi, c'è il consigliere Furlanetto, c'è Corazzari che rappresentano il gruppo ovviamente, e ti chiediamo la cortesia di fare assieme a loro la consegna del primo attestato di partecipazione a quello più giovane virtualmente da dove sei. Claudio. È dall'anno di Piave, Claudio, vieni. e altro 21 anni. Auguri di essere un grande amministratore. Io lo consegno virtualmente anch'io, ed è un bel segnale pensare che la Lega ha un bel gruppo giovani. In giro per il mondo mi chiedono ma qual è la forza della Lega, e tutti si aspettano super risposte. Io dico sempre i ragazzi che abbiamo noi non ce li hanno nessuno. Dica che gioca nel senso che gioca quasi anziano. Penso di salutarti a nome di tutti e di ringraziarti per il tuo intervento, anche da parte di Furlanetto che vuol sottolineare che è presente ed è anziano. Comunque grazie ancora per l'intervento, e credo che questa sia la famosa foresta che sta crescendo anche all'interno del nostro partito. Grazie.